Il Veneto nell'Olimpo degli oli Evo. Al gruppo, particolarmente selezionato delle città produttrici di extravergine d'oliva, si è aggiunta Asolo, che ha ospitato la 46esima edizione dell'Assemblea Nazionale delle Città dell'Olio. Non sono molti i paesi soci della città dell'olio del Veneto. Di recente è entrato il comune di Asolo. Quando siamo andati a consegnare la bandiera della città dell'olio, il mio presidente mi ha chiesto se potevamo fare la prima assemblea nel Veneto per dare pari dignità a tutte le regioni. L'associazione raccoglie 321 soci in 18 regioni ed è costituita da comuni ed enti. E l'evento di Asolo ha messo di fatto il sigillo alle produzioni dei colli, delle colline venete e del Grappa. Il ruolo di Pove è stato trainante perché con la figura di consigliere nazionale, di coordinatore, proprio di recente è entrato Brenzone del Veronese, Asolo, sto lavorando su Marostica, spero anche Bassano, quindi sto cercando di seminare per creare un'area che si identifichi con un olio eccezionale. Evo ad ogni olio la sua storia. L'olio extravergine d'oliva, oltre a farsi strada tra frodi e tracciabilità, deve andare oltre il gusto e il palato. Oggi lui si racconta. Ad Asolo è stato chiarito che conoscere l'olio extravergine non basta, se non lo si sa anche raccontare. Perché ne sia percepito il valore e la qualità, bisogna costruire una narrazione appassionata e coraggiosa che parli della storia, dei luoghi da cui nasce, delle persone che lo producono. Quest'anno c'era anche la sfida sul cibo, sulla dieta mediterranea, sugli stili di vita, quindi si è parlato di olio, si è parlato di valorizzazione dei nostri patrimoni olivicoli.